Nemmeno il tempo di smaltire le scorpacciate pasquali e post pasquali e già ci rituffiamo in questo lunghissimo weekend. Il calendario 2019 è stato insomma un po' prodigo di questi lunghi ponti. Adesso c'è il 25 aprile, poi ci sarà il 1° maggio. Insomma, per chi magari si è fatto 2 o 3 conti, bastano 6 giorni di ferie per farne almeno 12 di riposo. Il tempo magari non è stato clemente, quel vento tempestoso di Pasqua e di Pasquetta. Crediamo che il prossimo weekend invece ci accompagni il tepore che insomma qui in Sicilia ormai ci manca. Siamo alla fine di aprile, noi siamo abituati ad andare in spiaggia in questo periodo, cosa che purtroppo ancora non è possibile. Forse quella ragazza svedese che lotta per il clima non ha proprio tutti i torti. Questa piccola terra che abbiamo ce la stiamo divorando piano piano. Forse è meglio fare il punto della situazione e dire aspetta, rivediamo tutto il nostro percorso. Noi siamo sempre a tenervi compagnia sul digitale terrestre, l'LCN 92 in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale. Target è ancora una volta in prima serata il mercoledì è con voi a tenervi compagnia e a presentarvi delle piccole e grandi realtà del nostro territorio. Lo facciamo sempre in punta di piedi, cercando di coinvolgere quante più persone possibili, quante più realtà nuove, magari con proposizioni nuove o che per la prima volta si presentano qui da noi. Il tutto naturalmente arricchito anche dallo streaming sul sito www.televideoagrigento.tv che vi permette di vederlo praticamente in tutto il mondo, e poi con un link dedicato dove carichiamo le puntate precedenti per magari approfondirle o per vederle in un orario più consono se non siete riusciti a vedere la diretta televisiva. E dopo questa ampia premessa passo subito allora a presentarvi gli ospiti della puntata odierna. Iniziamo con un gradito ritorno e una bella presenza a TVA. Lui è Gaspare Agnello, tale tante cose, adesso è anche componente dell'associazione Amici di Leonardo Sciascia. Presenza sì, ma bella insomma. Vabbè, insomma. Poi continuiamo con una bellissima presenza, ecco, posso dirlo adesso? Sì. Deborah Annolino, che praticamente a TVA c'è nata, c'è cresciuta, insomma. I primi passi. I primi passi. Adesso lei è la presidente, insomma, l'amministratrice, l'ideatrice di AD Communication. Grazie dell'ospitalità. Continuiamo con Pasquale Cucchiara, anche lui è stato seduto più volte in questa sedia. Lui è il presidente di Liberarci, anche uno storico e scrittore. E poi con un'altra bellezza del nostro territorio, direi una bellezza doppia senza nulla togliere a Deborah, perché lei oltre ad essere bella come persona ci parla di un argomento che a me è molto diciamo confacente, ovvero della gastronomia siciliana, delle prelibatezze del nostro territorio. Annalisa Pompeo, presidente di Go Sicily. Grazie per avermi ospitata. E allora, professore Agnello, il 25 aprile, insomma, credo che un ricordo di questo importante giorno per l'Italia è d'obbligo. 2 paroline? Vabbè, siamo usciti da 20 anni di dittatura. Come si fa oggi ancora a non voler celebrare questa data che si celebra non perché è stata stabilita da una legge dello Stato, ma perché l'Italia è uscita dal fascismo, dal nazismo, da una guerra cruenta e ci sono state le foibe, la guerra ha prodotto le foibe, ha prodotto i forni crematori, il nazismo e l'Italia si è liberata il 25 aprile. Che sia oggi che Salvini dica che questa sia una festa dei comunisti e della sinistra, ma sì, la sinistra ha partecipato, ma assieme alla sinistra sono morti tanti preti, tanti cattolici durante il periodo della Resistenza. E grazie a questi nostri partigiani ci siamo potuti sedere al tavolo poi dei vincitori. Abbiamo perso. Abbiamo bisogno ancora di partigiani? Quindi abbiamo bisogno dei partigiani? E allora io voglio andare al di là. I partigiani sono morti per l'Italia, ma oggi la Sicilia ha bisogno
dei Vespri siciliani. La Sicilia sta vivendo una disgrazia terribile, le famiglie sono tutte lacerate, tutti i nostri figli e i nostri nipoti devono andare o all'estero o al nord. Le case nei nostri paesi si svendono, si regalano e la gente non li vuole regalati. Bisogna organizzare i nuovi Vespri siciliani. Bisogna organizzare una nuova resistenza, perché nessun partito politico oggi parla del problema gravissimo del Mezzogiorno, che è l'unico vero problema che assilla il nostro Paese. Discorso che sicuramente prende a braccetto Pasquale Cucchiara, lui è presidente di Liberarci, fa parte dell'ANPI e insomma diciamo che è una materia a te molto familiare. Allora, io credo che il 25 aprile sia una data assolutamente fondamentale per la nostra democrazia. Non si può parlare di democrazia, non si può parlare di Costituzione senza avere in mente quella che è stata la lotta partigiana, la vittoria del 25 aprile, non su una parte ma su tutta l'Italia, che ci ha consentito appunto anche oggi di essere qui in questo studio televisivo a parlare liberamente, ciascuno secondo le proprie opinioni, ciascuno secondo appunto i propri interessi. Noi come ARCI, da quando ci siamo costituiti circa 4 anni fa, ogni anno onoriamo il 25 aprile, depositiamo ai piedi di una stele dedicata a partigiani e antifascisti favaresi in segno di monito, in segno di avvertimento, come un vero e proprio omaggio a chi ha dato in qualche caso la vita per darci questa democrazia. Bene, e dopo questa premessa credo che sia stata d'obbligo, insomma, perché è importante, soprattutto anche per delle un po' vicissitudini politiche che in questo periodo insomma, spingono forse in altre direzioni. E conosciamo anche le altre nostre due ospiti. Personalmente Deborah Annolino diciamo, fa parte di quella che è l'immagine, ecco, è stata l'immagine di TVA, adesso invece sotto una nuova veste, ma comunque la comunicazione è al cardine, no? È il principio di questo tuo nuovo percorso lavorativo, Deborah. Assolutamente sì, sono rimasta fedele alla comunicazione, quindi l'ho sposata, avevo 18 anni per caso e adesso insomma sono passati tanti anni, non diciamo quanti effettivamente, però è rimasta la mia passione ed il mio lavoro. Una passione che diventa lavoro credo che sia il massimo, il top veramente, sì. Perché uno lo fa bene, lo fa con amore, non guarda l'orario, insomma perché è la propria vita. Dici bene, non è facile, non è sempre scontato che passione e lavoro coincidano, nel mio caso lo è stato ed è quello che auguro veramente ai tanti giovani che sono rimasti con grande coraggio in Sicilia, nella mia Agrigento, perché non so se sia più coraggioso andarsene o più coraggioso rimanere, credo che sia una dura battaglia. Nel mio caso la vita è andata in questa direzione, quindi adesso da qualche anno, nel 2016, ho messo su un piccolo studio di comunicazione, quindi una realtà che fa comunicazione e marketing a supporto delle aziende e dei professionisti, senza però dimenticare la mia terra e comunque le opportunità o precludere un piccolo progetto anche qui. Chissà. Bene, ne parleremo anche perché insomma, vogliamo capire qualche segreto, diciamo che sapete insomma, chi ha fatto un po' di comunicazione, che ho fatto un po' di giornalismo, c'è il primo assioma della comunicazione che dice è impossibile non comunicare, no? In qualsiasi modo noi facciamo qualsiasi cosa, dobbiamo comunicare. Se invece la comunicazione è fatta per lavoro o è di supporto a un'azienda che deve lavorare, allora lì sì, ci vuole la professionalità e bisogna farla in un modo veramente che poi debba portare i propri frutti. Conosciamo anche Annalisa Pompeo. Dicevo bene Annalisa, tu ci prendi per la gola? Sì, diciamo un po' sì. Io da 5 anni sono di Favara e diceva bene Deborah quando parlava che è una dura battaglia, no? Restare, andarsene, ci vuole coraggio in tutti e due i sensi. Io essendo già una mamma comunque avevo anche ragioni in più per dire ok dai, inventiamoci qualcosa per il nostro territorio e per dimostrare anche ai nostri figli che se tu hai una passione
no? Una passione, riesci, o meglio cerchiamo di riuscire anche ad avverare un piccolo desiderio, quello di vivere nella tua terra facendo quello che ti piace fare. E io 5 anni fa ho pensato, ma cos'è che mi piace veramente fare? Avendo un trascorso anche di giornalista un po', no? Per la televisione locale di Favara. E ho detto, ma cos'è che mi piace davvero fare nella vita? E ho messo insieme le mie passioni, quelle delle mie tradizioni, l'amore per la cucina che i miei genitori, i miei nonni mi hanno tramandato, e poi anche il desiderio, il sogno di vedere per le vie della mia città, che poi sia Agrigento, che sia Favara, poco importa, no? Il territorio di Agrigento, e vedere i turisti, questa parolina magica, no? Che sembra una cosa semplice ma che non lo è, e quindi insomma da lì ho messo insieme un po' di cose. E niente, faccio corsi di cucina siciliana per turisti e percorsi enogastronomici. Quindi non soltanto la preparazione delle prelibatezze che il nostro territorio offre, ma anche farle preparare direttamente a loro. Insomma. Esatto, la cosa molto bella è che loro mettono le mani in pasta, quindi ho riscoperto la cucina delle nostre nonne, i cavatelli, no? Noi siamo ad Agrigento e facciamo la nostra pasta tipica, sono i cavatelli fatta con la semola di grano duro, quindi loro, immaginate un americano, ok? Da un pomodoro e dalla farina si sedono e fanno un piatto o con una melenzana e fanno una pasta alla norma, creando dalla farina la pasta fresca, dal pomodoro la salsa di pomodoro, friggiamo una melanzana e abbiamo un piatto salutare. È una cosa che ci Questa parola si chiama cooking classes. Cooking classes. Sono delle esperienze molto belle. Immagina come se quando un turista viene a fare l'esperienza in barca per 4 ore, 5 ore, la stessa cosa con me. Loro insomma vivono un'esperienza, una full immersion nella tradizione siciliana, ed io sono molto contenta di trasmettere le ricette povere della tradizione. Siamo un paio di persone di Favara, no? Ve le ricordate i feggi con l'ova? Certo. No? Il pane fritto con le uova, che tu non lo trovi ad un ristorante, però è una cosa semplice, è uno snack salva fame, e che sicuramente è più salutare di una merendina comprata al supermercato. Il discorso della partecipazione diretta dei turisti alla preparazione è anche una valorizzazione del territorio, perché credo, come tu hai già detto, che insomma usi quelle che sono le materie non a chilometro zero ma a metro zero, insomma. Principalmente, tante cose provengono dall'orto di mio padre, però mi piace tantissimo supportare le aziende del territorio. Ne posso citare qualcuno: noi facciamo i tour dell'olio extravergine di oliva e portiamo le persone, abbiamo stretto una sinergia con Valparadiso ed è lì che ormai il leader mondiale, possiamo dire, siamo della qualità dell'olio. Siamo fortunati perché giusto sono a Favara e sono nel nostro territorio. Poi per esempio le cantine Monreale o diverse cantine, i caseifici, il caseificio San Benedetto. Quindi diciamo... una bella pubblicità stiamo facendo, però, sì. Annalisa, va bene, poi ti presentiamo la fattura dopo. Dopo. Bene, parleremo magari di qualche esperienza particolare, di qualche piatto, o comunque se tu nella tua ricerca hai scovato qualcosa di particolare che magari non è più in uso e che tu vuoi portare avanti. Ritorniamo al professor Agnello. Gaspare, dicevamo questa tua grande passione per la cultura, insomma non sono qui io a decantare le tue lodi, tutto quello che hai fatto e che continui a fare. Adesso nel sottopancio, come dicevamo all'inizio, gli ho detto: professore, ma che devo scrivere? Mi ho detto: mi piacerebbe che scrivessi appunto Amici di Leonardo Sciascia. Ma tu in realtà, amico di Leonardo Sciascia, lo sei stato davvero, insomma, a contatto diretto, no? Beh, con Leonardo Sciascia abbiamo fatto 5 edizioni del premio Racalmare, lui era la mente, io il braccio. Sono state 5 edizioni molto belle. E su questa mia esperienza ho scritto, voglio dire, un libro, cosa grossa dire un libro,
Ho fatto uno scritto che per ora si trova in mano alle case editrici e che si dovrà chiamare la mia terrazza della noce. Ma non è che di questo che dobbiamo parlare. Quando presenterò il libro parleremo. Adesso dobbiamo parlare di questo amore per Leonardo Sciascia, che proprio in questi giorni ricorre il trentennale della morte. State preparando con gli amici di Leonardo Sciascia delle riflessioni, ecco, chiamiamole così. Ecco, un giorno 2 maggio, l'altro giovedì è domani, l'altro giovedì facciamo un incontro a Casa San Filippo, giovedì 2 maggio alle 17:30, con l'associazione Amici di Leonardo Sciascia. E il titolo di questo incontro è "E Sciascia che ne dice? Riflessioni a 30 anni dalla morte di Leonardo Sciascia". Questo è Sciascia che ne dice, questo è Sciascia che ne dice, è un appunto che è stato trovato tra le carte di Mino Maccari. Tra l'altro anche di Mino Maccari è questa caricatura di Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia sulla Sicilia con una pistola in mano, che forse vuole uccidere il male che affligge la Sicilia. E gli amici di Leonardo Sciascia vengono ad Agrigento il 2 maggio per tenere questo incontro su Leonardo Sciascia. Cosa vuol dire Sciascia che ne dice? Si parlerà in fondo dell'attualità del pensiero di Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia è ancora vivo, è ancora tra di noi. La politica da 30 anni a questa parte non è cambiata per nulla. C'era il problema della giustizia 30 anni fa che ha portato Aldo Moro lì in una prigione, il problema del terrorismo, c'è oggi il problema della giustizia. La giustizia oggi la fa da padrone, i politici non sono riusciti ancora a creare una legge che stabilisca veramente un po' di limiti ai poteri dei pubblici ministeri, che in qualsiasi momento ti buttano tra i piedi problematiche nei momenti più inopportuni. Sciascia questo problema lo ha vissuto con Enzo Tortora quando è stato arrestato ingiustamente ed è stato distrutto. Enzo Tortora ne uscì morto. Ora, noi vogliamo dire Sciascia anche i problemi sociali. Se noi andiamo a vedere i registri di Leonardo Sciascia maestro, vediamo che cosa diceva. Parlava di questi bambini, figli di zolfatari, figli di contadini, che morivano di fame, un ragazzo che andava a comprare le uova e mentre la signora si girava ci facevano 2 buche, se ne bevevano 1 o 2 e fregavano la signora, e diceva: "Ma poi mi manco un uovo, signora", ma non c'è. Poi la buccia la buttavano lì nel tombino dell'acqua. E oggigiorno i problemi sociali sono quasi gli stessi. Deborah è un esempio. Deborah è un'emigrata e la Sicilia, come Deborah, tutti i nostri figli, i nostri nipoti stanno emigrando. Vorremmo sapere Sciascia che ne dice. E giorno 2 maggio, il presidente dell'associazione Amici di Leonardo Sciascia, Francesco Izzo, e l'ex presidente Carassai saranno ad Agrigento per dibattere queste tematiche dell'attualità di Leonardo Sciascia. Tu parlavi del tempo. Queste signore vengono ad Agrigento, alcune per la prima volta, portano le signore. Spero che l'1 e il 2 maggio, che vorranno visitare i nostri templi, possiamo intercedere magari una con Giove Pluvio una bella giornata di stare un po' calmo. E a proposito di Sciascia che ne dice, le risposte le troverete dove? Sui suoi libri, sulle sue letture, sui suoi pensieri? Ma le risposte sono sui suoi pensieri. Leggere i libri di Sciascia è una cosa, ti fa rivivere l'attualità. Questi Amici di Leonardo Sciascia sono un'associazione che svolgono un lavoro enorme di riscoperta. Per esempio, ogni anno fanno una rivista, Todo Modo. Avete visto? Circa 500 pagine. Tutto quello che si dice di Sciascia durante un anno è scritto in questa e lo pubblicano. Sono dei folli, gente che lo fa con passione, con amore. Non hanno soldi, non hanno contributi. Si paga, io che sono socio pago 100 euro, i soci sostenitori pagano più di 300 euro e i soci sostenitori regalano ogni anno una cartella. Loro fanno una cartella omaggio a Leonardo Sciascia in 100 copie, fatta su carta speciale,
l'anno scorso è stata fatta con un mio scritto e con delle, ecco guardate, con delle incisioni di Pino di Silvestro che Stai giovedì, mandando un po' in diretta il nostro camera, ma è così bravo da inquadrarle direttamente. Queste sono le incisioni di Pino Silvestro. Guardi, Pino di Silvestro ha fatto le epigrafi di Ciacia. Cosa vuol dire l'epigrafo? C'è un libro, L'affare Moro di Ciacia. Ecco Moro, prego, se potesse essere questa ripresa, vedi Moro, ecco. Moro nella sua prigione. In una incisione di Pino di Silvestro c'è Aldo Moro. Questo è il potere. Tutte queste sono state fatte in un cartello. Ad Agrigento noi queste opere di Pino di Silvestro le abbiamo esposte 2 anni fa al Circolo Pasolini. Riprenderemo ancora questo discorso per scoprire l'attualità di Sciascia anche su altri aspetti. Volevo ritornare con Deborah, dicevamo l'importanza della comunicazione, e quando la comunicazione arriva a coprire anche il lavoro deve essere fatta bene. Un'azienda che magari si mette nelle mani di una giornalista o comunque di un'addetta alla comunicazione deve sapere che quella la deve guidare nella maniera giusta. Qual è il segreto, Deborah? Ma intanto riflettevo sulle parole del professor Agnello, diceva giustamente che delle problematiche, delle tematiche politiche diciamo, sono rimaste negli anni veramente quasi sempre le stesse, invece la comunicazione cambia, si evolve, si è evoluta molto, e dicevi giustamente che non ci si può improvvisare. Questo credo che valga un po' in tutti i settori se vogliamo che ci sia la qualità, quindi che la qualità poi ripaghi nel tempo. Quindi intanto la formazione, una persona che decide di cimentarsi nel tema nel campo della comunicazione sa e deve sapere che l'aggiornamento non avrà mai fine. Ecco, quindi questo intanto è il primo, non è un segreto ma è una cosa da tenere sicuramente in considerazione. E poi appunto avere quell'intuito che probabilmente fa un po' parte di me in quanto giornalista, per cui avere la capacità, avere sviluppato delle competenze giornalistiche aiuta molto a creare dei progetti di comunicazione per le aziende. Anche perché quando noi siamo qui al sud dobbiamo fare 4, 5, 6 cose contemporaneamente come giornalista, no? Formartarti il pensiero e poi lo devi scrivere, poi magari devi coadiuvare il tecnico nel montare il servizio, oppure il collega giornalista nel prepararlo per andare in stampa. Questo tuo lavoro, diciamo così, che hai fatto qui, ti è servito, ti ha aiutato? Assolutamente sì, quindi è proprio la gavetta di cui parlavo, la lunga gavetta che un giovane si ha la fortuna insomma, di poter fare, che insomma, poi crea questo percorso, no? È un po' un inizio, ti fortifica e ti prepara anche a nuove sfide, perché chiaramente io non penso assolutamente di essere arrivata e non vorrei mai arrivare, perché significherebbe veramente non avere più lo stimolo, la voglia. E poi l'ha detto all'inizio, la comunicazione è in continua evoluzione, dal giornale alla radio alla TV, adesso insomma praticamente si viaggia tutto su internet, bisogna aggiornarsi e bisogna seguire quello che le persone poi vogliono. Sì, volevo giusto dire, oggi se vogliamo la comunicazione segue 2 binari, quindi l'offline che non è morto, quindi tutto quello che è cartaceo. Il professore qui è attrezzatissimo, ha la locandina, ha il libro, cioè i giornali non... Rimane sempre quello. Ci sono, non sono tramontati e io personalmente faccio il tifo per tutto quello che è la carta. E poi quindi il canale offline e il canale digitale che chiaramente è prepotente ma non azzera comunque tutto il resto della comunicazione, quindi occhio ad entrambe. Anche se naturalmente la platea del digitale è molto più vasta, più facilmente raggiungibile, ma così come la raggiungi subito la puoi perdere se
se non stai attenta e se non insomma metti le cose al punto giusto, Deborah. Assolutamente, è una piattaforma, la comunicazione è sempre più integrata, quindi ci vuole un'attenzione, una preparazione a 360 gradi su tutti i canali, che non sono soltanto i social network, non si può ridurre a soltanto quella fetta di canali che sono importanti, che creano la reputazione di un professionista, di un'azienda, ma non finisce lì, la partita si estende a tutta un'altra serie di strumenti e canali che viaggiano nell'ecosistema web. L'altro giorno avevo una discussione con mia figlia sul discorso dell'influencer e non riuscivo a capire quale fosse il lavoro dell'influencer. E ancora non lo riesco a formattare bene, cioè che tu ti metti un abito, io guardo che te l'hai messo tu e no, ma forse un po' difficile, Deborah, beh, no? Le dinamiche sono più o meno sono queste, diciamo che creano delle tendenze gli influencer, poi ci può essere nel campo del fashion, della moda, ma anche nel cibo, quindi ci sono i cosiddetti food influencer, quindi è una tematica sempre più in espansione e c'è un seguito effettivo, ecco, non è soltanto una moda campata per aria, esiste e c'è chi fa tanti follower e tanti soldi. E bisogna aggiornarsi anche in questo. Bene, poi ci spiegherai qualche altro segreto o comunque magari qualche esperienza diretta, no? Qualche Perché azienda, no? qualche percorso, oppure come programmi tu, insomma, un piano di comunicazione, sicuramente. Pasquale, allora, abbiamo parlato del 25 aprile, hai accennato che anche Favara, insomma, omaggerà i suoi caduti, i suoi partigiani, i suoi antifascisti. Allora, per noi a Favara, da quando si è pubblicato Altri Uomini, storia di antifascisti e partigiani favaresi che ho avuto il piacere di scrivere, siamo riusciti praticamente a portare la resistenza anche nella nostra città, perché se fino a qualche tempo fa il 25 aprile veniva vissuto come un qualcosa di astratto, di lontano, come se l'avvento degli americani avesse cancellato la Sicilia, un po' tutto il meridione d'Italia dalla lotta di liberazione, ma invece è così solo in parte, perché molti siciliani, molti calabresi, molti campani appunto contribuirono fattivamente in questo processo di liberazione nazionale, fra cui anche 28 favaresi che grazie alla precedente amministrazione comunale sono diventati anche un monumento e così noi ogni anno il 25 aprile li commemoriamo volentieri. Certo, perché c'è stata anche veramente una riscoperta, nel senso che la lotta partigiana, la resistenza si faceva al nord Italia, insomma, dall'Emilia in su. Per noi era impensabile una cosa del genere ed era anche impensabile che persone della Sicilia avessero fatto questa lotta, fossero stati dei partigiani e molti ci hanno perso anche la vita. Sì, perché i nostri partigiani erano più che altro dei soldati sbandati, perché era impensabile nel 1943 partire da Favara, da Grotte, da Palermo e andare al nord Italia, da Roma in su a combattere. Ma i soldati che si ritrovarono lì, oppure anche gli immigrati, potevano benissimo scappare in Svizzera, potevano benissimo rifugiarsi in qualche casolare, ma invece no. Invece hanno deciso di investire la propria vita in questo processo di liberazione nazionale e ancora oggi scopro nuovi partigiani e capisco che questa ricerca praticamente risulta infinita. Prima si parlava, diceva il professor Agnello, che non è soltanto la festa dei comunisti, ma è la festa di tutto l'arco costituzionale che praticamente ha partecipato in questa lotta di liberazione. E aggiungo anche il nominativo di un tale Michele in Bergamo, che fu un partigiano favarese che combatté a Bologna ed era di estrazione democristiana, infatti praticamente faceva parte delle Fiamme Verdi. Quindi questo è un nuovo partigiano che ho scoperto praticamente qualche mese fa, è un partigiano bolognese, tra l'altro pure mi diceva che è stato uno dei protagonisti indiscussi della liberazione di Bologna
e che è stato proprio lui ad affiggere i primi manifesti alleati dopo che la città bolognese fu liberata dai partigiani. Questo, insomma, altre storie dei partigiani le hai raccontate nel libro Altri uomini, e questa, insomma, voglia di scrittura non ti ha mai lasciato. È fresco di stampa il tuo nuovo lavoro, che inneggia che cosa? A un filosofo, anche se in copertina vedo sempre bandiera rossa e faccia il martello, se la vogliamo fare vedere. Ecco qua, grazie per... Allora, Salvatore Bosco, Adesso arriva la camera, sì. Il filosofo del popolo, lo considero il lavoro dell'alpinista, nel senso che prima di fare un passo cerca sempre di testare il terreno, e quindi piano piano sono riuscito a racimolare tanti documenti, tanti scritti, tante corrispondenze, di cui molte largamente inedite, che mi hanno permesso di ricostruire non un personaggio, ma un'epoca. Prima di parlarne, soltanto un accenno brevissimo: perché filosofo e perché del popolo? Filosofo perché Bosco teorizzò una vera e propria filosofia che non è di vita, ma è proprio filosofia pura, con un sistema isometrico ben definito, che si basa su 3 archee, che sono l'istinto, l'amore e la ragione. È abbinato al popolo perché? Del popolo perché Salvatore Bosco utopizzò l'autogoverno del popolo, perché essenzialmente era un anarchico e quindi filosofeggiava per il popolo. Bene, ne parleremo ancora. Insomma, è un argomento che sicuramente risulterà interessante. Annalisa, abbiamo parlato di questa tua veramente forza e anche piacere di far mettere le mani in pasta ai tuoi turisti. Raccontaci un po', insomma, quello che succede, ecco, nell'arco di tempo del tuo colloquio lavoro con i tuoi ospiti. È veramente un piacere, è uno scambio, è un'esperienza. Diciamo che poi alla fine sembra strano, però il cibo poi passa in secondo piano, perché una volta che poi ci riuniamo, ieri per esempio avevo degli ospiti, avevo una famiglia di francesi, 2 inglesi e 2 spagnoli, e la cosa bella è che grazie poi alla lingua inglese ci siamo riuniti attorno ad un tavolo a mettere le mani in pasta, cucinando siciliano, però poi alla fine si parla un po' di tutto. Si conosce, allora. Ci si conosce, io do un po' di me, loro danno un po' di loro, che cosa fanno, e la cosa molto carina è che durante la stagione, insomma, io incontro questi amici, queste persone che poi mi invitano a visitare i loro posti, ed è da 3 anni infatti che ogni inverno vado in America, New York, New Jersey, un po' più a sud, e vado a promuovere il nostro territorio. Mi piace, lo dico sempre, mi piace l'idea che attraverso semplicemente il cibo, le tradizioni, una cooking class, io possa comunque trasmettere un po' di più, possa trasmettere le mie tradizioni, possa trasmettere il mio territorio, i valori, quello che a cui ancora noi crediamo in Sicilia, no? Loro la chiamano la slow lifestyle, no? Questo stile di vita lento, senza tempo. È vero che anche noi corriamo, giusto? Io corro tantissimo, come tutti noi. Milanese, insomma. Esatto. Già appena ci spostiamo un po' più al nord è ancora peggio. Però voglio dire, quando i nostri amici vengono qua e mettono le mani in pasta, dicono: ma è così bello, semplicemente magari anche stare al bar, andare a mangiare una granita senza avere un tempo. Certo, loro sono in vacanza, noi no, giusto? Però alla fine ti fa capire che non dobbiamo sempre criticare le nostre cose, che ti pare che siamo a Milano? No, dobbiamo apprezzare. E io da quando è che mi sono avvicinata a questo mondo, devo dire che apprezzo ancora molto di più anche i nostri paradossi, no? Anche le nostre cose che non vanno tanto bene, le apprezzo molto di più. E loro apprezzano di più la pasta, il dolce, la carne?
carne, che cosa? Tutto quello che è veramente semplice della tradizione, anche perché io lo dico sempre, non sono uno chef, sono un consulente del lavoro e quindi mi è piaciuto riprendere le ricette povere della nostra tradizione. Poco fa ho citato i cavatelli, ma anche le sarde a beccafico, o il falso magro, o la cubaita, l'agnello pasquale, insomma abbiamo... Siamo in tema, insomma, l'agnello pasquale ormai sì, è conosciutissimo. Amano tutto quello che è semplice e che comunque possono loro mettere le mani in pasta e possono ricrearlo una volta poi tornati a casa, no? Quindi anche ingredienti reperibili. Ingredienti reperibili che fanno grande la nostra cucina e il nostro territorio. Ogni tanto però c'è qualche marchietto che, pur essendo un made in Sicily, invece è un po' taroccato. Dobbiamo salvaguardarlo questo, Annalisa. Sicuramente, quello che io ho potuto notare in America, negli stores che ci sono in America, mi sono messa Il pure a made in ridere, è molto è tutto generalizzato, ed è niente. è tutto ed è niente. Io poi mi sono fatta una certa filosofia, perché quando sono andata là, come dicevo, questa ormai è la terza volta che ci vado per Go Sicily, mi piace poi andare a curiosare nei negozi, no? Ci sono alcune cose che sono veramente autentiche, brand diciamo siciliani o italiani che sono veramente fedeli, ma ci sono altri prodotti che di Italia non hanno nulla, che ne so, il parmigiano reggiano chiamato in un altro modo o con un errore che sembra un errore ortografico e invece alla fine è veramente fatto apposta ma non ha nulla, o la ricotta made in Italy, ma quando mai? Non è vero, quindi dico bisogna salvaguardare, anche se mi sono accorta pure che è molto difficile, specialmente per i piccoli produttori siciliani, esportare, perché poi in base anche alle regole del paese, diciamo, che importa, E soprattutto sull'alimentare ci sono molte restrizioni. Molte restrizioni, quindi è molto difficile e quindi molte volte i piccoli produttori restano all'ombra, no, di quello che potrebbe essere la giustizia, insomma, della qualità del prodotto. Professor Agnello, e Sciascia che ne dice di questo periodo che forse vuole un po' esaltare la regionalità, vuole allontanarci dall'Europa e vuole forse un po', prendendo da Trump, chiudere troppo le frontiere? Intanto voglio dire che il convegno del 2 lo si fa perché lo ha voluto l'architetto Parello, questo lo voglio sottolineare. Siete a casa sua, insomma, siete a casa San Filippo, quindi diciamo... Senza l'architetto Parello noi questo convegno non l'avremmo fatto. Merito e lo ha a lui, voluto allora. Perché Sciascia a 18 anni un suo compagno gli disse: mi fai un tema su Agrigento? E Sciascia ci fece un tema, ma non è che fece un tema, ha fatto un capolavoro che noi leggeremo lì, come ha potuto fare un ragazzo a 18 anni. Poi l'amico suo l'ha conservato, l'ha dato a Matteo Collura ed è stato pubblicato. Ritornando all'attualità di Sciascia, e tu mi vuoi fare un comizio, non lo voglio fare, No, perché assolutamente. quando si parla... Ma tu devi usare le parole di Sciascia, mica è farina del tuo sacco, vogliono no? regionalizzare, approvare una legge regionale. In soldoni vogliono che i soldi del nord escano al nord e che noi si muore di fame. E loro ritorno a dire: ci vogliono i vescovi siciliani. Anche la scuola vogliono regionalizzare la scuola. Ecco, no? vedi, ritornando all'emigrazione, Sciascia con una parola ha detto una cosa drammatica. Una volta io mi sono messo a piangere. Io quando ero ragazzo col treno venivo da Grotte ad Agrigento. Ad Aragona si fermava il treno e il bigliettaio diceva: Aragona Caldare si cambia. Aragona Caldare si cambia. Leonardo Sciascia ha riflettuto su quella parola. Io che andavo a studiare e che avevo un avvenire diverso venivo ad Agrigento. Gli altri con la valigia piena di cartone scendevano e andavano verso il Belgio, la Francia, la Germania. È terribile, guarda, tu non puoi capire, scusami, non si può capire una parola Sciascia che crea un mondo. Aragona Caldare si cambia, cambiava la vita, milioni di persone, di siciliani hanno cambiato la vita andando ad Aragona. E sugli scafisti, anche sugli scafisti Sciascia ha detto la sua parola. C'è un racconto in cui si parla che alcuni personaggi siciliani, alcuni operai dovevano emigrare in America e c'è stato un tizio che ha organizzato un gruppo, si è fatto pagare e l'ha messo in barca, li ha fatto girovagare attorno alla Sicilia
Uno e poi li scafista hanno ante portati litteram, nelle allora. coste della Sicilia, anche lì c'erano gli scafisti che prendevano in giro. In Sciascia c'è tutto, c'è tutta una problematica. La problematica meridionale poi si trova nei registri di classe, e noi appunto vogliamo sapere da questa associazione che si è creata, non sono siciliani, associazione Amici di Leonardo Sciascia, che operano, guarda, in 25 anni, con i soli soldi degli iscritti, hanno movimentato una cifra di circa 800 milioni, quasi 1 miliardo, senza avere contributi. E tutte le cose che hanno pubblicato, le riviste, i giornali, le cartelle, i libri, si possono fare una biblioteca. Quest'anno, per il trentennale della morte, hanno fatto un convegno a Perugia, Sciascia e il mondo arabo, hanno fatto a Milano una mostra Sciascia e Mino Maccari, e una mostra, hanno trovato un sacco di documenti di caricature di Mino Maccari su Sciascia, e al Castello Sforzesco hanno fatto questa mostra e hanno pubblicato questo libro di Francesco Izzo, che martedì sarà qua. Poi, nel suo ultimo periodo Sciascia comunque ha vissuto anche molte problematiche, no? All'interno del partito, con i suoi amici, con gli altri intellettuali, insomma. Sciascia scrisse, mi contraddisse e mi contraddisse. Era uno che si contraddiceva, il professionista dell'antimafia, su quello ha avuto cose amare, ne ha parlato con me, è stato messo alla gogna, ma alla fine noi ci rendiamo conto dopo 30 anni. E voglio concludere per dirti, gli amici di Leonardo Sciascia Sciascia era amante della grafica, e allora ogni anno fanno loro un concorso di grafica biennale, sono sponsorizzati dal Comune di Milano, fanno i più grandi incisori di tutto il mondo, e poi il Comune di Milano prende e li hanno fatti, questi quadri li hanno esposti al Palazzo a Castello Sforzesco, giorno 3 maggio saranno esposti a Palermo e concluderanno le attività, il ricordo di Sciascia all'ambasciata di Parigi e poi alla Sorbona a novembre. E io spero, a 85 anni, se il Padre Eterno mi lascia ancora, mi dà un lascia passare, di andare a Parigi a celebrare Leonardo Sciascia. Sicuramente, anche perché insomma il tuo lavoro lo conosciamo e poi volevo aggiungere, volevo dire un'altra cosa. Abbiamo tempo per continuare. No, volevo dire, sì. Io sulla giustizia ho detto alcune cose che possono essere interpretate male. Io voglio dire questo, che bisogna regolamentare il problema dei pubblici ministeri, perché molto spesso i pubblici ministeri ammassano notizie e partono avvisi di garanzie che nel 60% si risolvono con assoluzione. Forse hanno troppo Però ore. quando ti arriva l'avviso di garanzia distruggono le persone, distruggono le famiglie, distruggono un avvenire. Il sindaco di Roma e Marino è stato distrutto da un avviso di garanzia e poi è stato assolto, anche se poi i suoi compagni dicono che lo hanno levato perché... E dice che non ne volevi fare politica. Ecco, Sciascia... Hai detto che non ne volevi fare politica, invece ogni frecciatina ogni tanto arriva sempre. Deborah, allora ci racconti un po', insomma, quello che succede, magari se un'azienda si affida a te, ci contatta per iniziare un percorso di comunicazione. Intanto penso che, parlando e collegando il professore, che la cultura sia un elisir di longevità, di lunga vita, quindi intanto complimenti perché li porta benissimo i suoi anni, professore, si difende, si conserva abbastanza bene. Allora, rispondendo alla tua domanda, la nostra forza è quella di essere una rete light, ok? Quindi siamo molto versatili, siamo in pochi e siamo un po' dei satelliti, quindi in base ai progetti che ci vengono poi richiesti ci organizziamo e gestiamo quindi con 2 o con 3 professionisti i progetti. Per cui i progetti possono essere di vario tipo. Il primo contatto con l'azienda è sicuramente un incontro in cui ci si racconta reciprocamente e si chiariscono anche quelli che sono gli obiettivi di comunicazione che si vogliono raggiungere. Quindi il punto di partenza è quello, quindi vogliamo ottenere più visibilità,
sul web, oppure vogliamo far conoscere la nostra azienda o la nostra startup. Per esempio nella realtà in cui vivo io, Bologna, devo dire che le startup sono molte, crescono come i funghi. Quindi si fa un'analisi di questo tipo, quindi si chiariscono gli obiettivi e a quel punto decidiamo insieme quali canali, quindi quali leve azionare per raggiungere tali obiettivi. Ci tengo a dire che non ci sono bacchette magiche, ma c'è duro lavoro. Esattamente, c'è una continuità, una perseveranza e poi anche quella professionalità di cui parlavi, che richiede appunto tanta formazione e tanta determinazione anche nell'accompagnare gli obiettivi e quindi l'azienda. E magari forse a volte può anche aiutare la tipologia dell'azienda, no? Cioè, quando si riesce, tra virgolette, a vendere meglio, ecco, magari... Ci è capitato un po' di tutto. Sì. Abbiamo anche fatto comunicazione, attività di comunicazione e di marketing per aziende che vendessero climatizzatori o che vendessero altre tipologie di prodotti che con la comunicazione, con lo storytelling si sposano un po' meno. Lo storytelling? Allora, hai ragione. Allora, lo storytelling è semplicemente una narrazione, quindi è il racconto delle aziende. Oggi le aziende stesse si avvalgono di questa figura, definita appunto storyteller, ecco, probabilmente potrebbe essere la mia qualifica più esatta, che è quella di costruire delle storie senza inventare nulla, ma semplicemente entrando in punta di piedi nelle aziende e parlando con i dipendenti, con i collaboratori, quindi si costruisce un po' dei filoni, quindi delle storie che poi si trasmettono all'esterno, quindi si creano anche curiosità, le storie che interesse. creano appunto curiosità, interesse e che naturalmente mettono in risalto le qualità I punti di forza, esattamente. Sì. È un modo, diciamo, non birichino, ma in realtà non si vuole fare, non si vuole essere autoreferenziali, quindi fare una pubblicità tout court dell'azienda, ma si fa in maniera indiretta, quindi si raccontano i punti di forza e appunto attraverso un percorso alternativo. Io credo che questo diciamo, possa anche attecchire qui da noi, anche da noi le start-up stanno iniziando a nascere, anzi credo che siamo a buon punto, forse abbiamo meno addetti alla comunicazione che riescono a cogliere queste buone possibilità. Deborah, perché rimanere a Bologna? Dico. Ma io credo che ci siano tante risorse valide per poter, immagino che lo facciano anche, adesso io non ho proprio il polso della situazione, quindi lo conoscerai sicuramente meglio tu, è da qualche anno che manco, però la direzione è quella. La direzione è quella, la direzione è il racconto delle aziende e quindi lo storytelling, per cui io penso che in maniera indiretta lo si faccia un po' tutti, anche i giornali, anche non so, il professore cosa pensa. Ma qual è l'etica del vostro lavoro? Per esempio riuscite ad imporre questo tipo di aziende Trump in America, allora ci sono le fake news, no? Sì, ma chiaramente nel nostro lavoro l'etica e la deontologia vengono assolutamente rispettati, sono alla base, quindi il professor Agnello è un giornalista, quindi diciamo, la deontologia non ci deve mai... Assolutamente, anche perché poi dobbiamo fare un distinguo tra notizia, ok, che è quella che poi viene spesso inviata e comunicata ai giornalisti, quindi delle redazioni, perché le pubblichino, e dei racconti che magari rimangono tali e vengono utilizzati sui canali dell'azienda stessa. La base della verità è indubbia, poi sta al comunicatore cercare di renderla più interessante, no? Interessante, esatto, di formarla, in maniera onesta, in maniera diciamo con un'onestà intellettuale, però nulla vieta che si possa raccontare all'esterno un brand. E così come si racconta, Annalisa? Come si racconta? Si racconta tramite un'esperienza, insisto sempre sull'esperienza perché una piccola brochure, io in un certo senso dico sempre che il miglior souvenir che poi qualcuno che ci viene a trovare possa poi portare a casa è l'esperienza, no? Perché è vero è che ci siamo uniti grazie al cibo, però è anche vero che poi abbiamo condiviso dei momenti.
E questo secondo me in pratica lo storytelling di Gosisili, perché anche noi siamo molto presenti sui social inevitabilmente, certo. E alla fine non ci inventiamo nulla, no? Se tu visiti una nostra pagina social vedi i sorrisi, quindi già il sorriso, Deborah, tu puoi avvalorare o no, insomma, questa... Sono assolutamente d'accordo. L'umanizzazione del racconto, dei post, no? Esatto. Piuttosto che un singolo prodotto, una foto che ritrae soltanto una materia prima, allora uniamo le due cose a un sorriso o alla manualità proprio, quindi Molto spesso io credo che una giusta foto, un sorriso, delle mani in pasta riescono a trasmettere molto più di tante parole, anche perché, e qua abbiamo la specialista, credo che ormai la gente non legga più tanto testo, perché siamo sempre a scorrere e vedere immagini, quindi se c'è magari un'immagine bella che ti colpisce sui social, ti soffermi, magari poi leggi, e altrimenti magari troppo testo, anche se io amo il testo, io amo leggere tantissimo quello che passa davanti ai miei occhi, però alla fine la verità è questa, che sui social bisogna essere molto incisivi, ovviamente raccontando il vero tramite una foto, tramite un messaggio, no? Quello che dite voi è realtà, anche perché le statistiche lo dicono, c'è Instagram che va molto molto in alto per la semplicità, l'immediatezza, la foto è quella brevissima didascalia e non magari il Facebook tradizionale dove puoi scrivere molto di più, eccetera. Anche perché, ritornando sempre alle nozioni di comunicazione, la comunicazione verbale incide meno del 10%, insomma, 7-7,5%, è il paraverbale quello che trasmette molto di più. Ieri per esempio ho pubblicato una foto, perché prima ho fatto una guida al Museo della Mandorla che è a Favara, no? È una bellissima realtà, non so se siete stati, e mentre facevo la guida del museo, dove mi ero soffermata sulle foto, c'è un corner ad un certo punto al museo in cui si fa vedere la differenza tra il passato e il presente, di come si raccoglievano le mandorle nel passato e come si raccolgono adesso, tutti gli step. Poi ad un certo punto io dicevo che grazie alle macchine abbiamo guadagnato tempo, ma abbiamo perso anche il senso della comunità, dello stare insieme. E poi ho riflettuto tanto su quello che stavo dicendo e ho pubblicato una foto dei miei ospiti che mettevano le mani in pasta in bianco e nero. E mi sono accorta, perché poi io sono autodidatta, non sono una professionista come Deborah, mi sono accorta che quella foto in bianco e nero ha suscitato molto più interesse magari di altre foto che normalmente pubblico a colori, no? E poi magari la gente ha pure commentato dicendo era carica di un valore anche simbolico, no? Quindi sì. Bene, bene. Avete visto, voi state vedendo insomma quante belle realtà che vi proponiamo, spero di suscitare il vostro interesse e la vostra presenza davanti al televisore, anche perché dobbiamo conoscere un po' meglio questo filosofo del popolo. Innanzitutto Pasquale, come lo hai conosciuto tu? Allora, io praticamente sono un avido di letture locali. Quindi ho conosciuto Salvatore Bosco tramite le sue opere, quindi fra tutte il Proletariato a Favara, ma anche Favara e le sue miserie e le sue disarmonie. E poi man mano che ho iniziato a conoscere il personaggio ho chiesto un po' in giro per capire chi fosse politicamente, socialmente, umanamente e mi sono imbattuto su un gruppo anarchico di Siracusa che si chiama Sicilia Libertaria, che erano coloro che pubblicavano i libri di Salvatore Bosco. Dopodiché sono riuscito a mettermi in contatto con la famiglia che molto gentilmente si è prodigata a darmi tutto questo materiale che mi ha permesso di ricostruire questo personaggio praticamente semi-sconosciuto e approfittare dei suoi studi per raccontare uno spaccato di vita vissuta nel mio paese nel Novecento. Cosa troveranno i lettori dentro il tuo libro, che ricordiamo è edito da Medinova, quella grande mente illuminata di Antonio Liotta? Sono delle pillole, delle gocce, degli estratti di Sicilia, dove si va dal locale a globale, dove si parla dalla critica al capitalismo fino ad arrivare a delle considerazioni sugli animali,
fino ad arrivare alle grandi proteste operaie che Bosco raccontò nei suoi libri. E uno deve avere allora la bandiera rossa per leggerlo? Assolutamente sì. Ah, sì. No, nel senso che deve essere... Perché questo è un libro di parte, questa è una letteratura impegnata, che per chi come me si pone e gravita nel mondo della sinistra e del centro-sinistra, per farlo un po' più larga, e deve rimettere al centro del dibattito politico la questione del lavoro. Favara, come tutta la Sicilia, lo diceva bene prima il professore Agnello, è una terra disperata, una terra di emigrati, ma anche di immigrati, una terra che è praticamente assente di prospettive produttive, quindi manca l'essenziale. Quindi questo libro è anche un grido di dolore nei confronti della nostra terra, ma nello stesso tempo lancia anche una speranza. La speranza è di contraddire questo futuro senza futuro. La speranza è quella di lottare, di legare e saldare quelle lotte operaie dei primi del Novecento con i giovani di oggi, come se la storia avesse un continuo e di cui noi ci dobbiamo solo riappropriare, perché a noi giovani, Peppe, è inutile che ci giriamo intorno. Questo stato di cose non ci piace e lo vogliamo pure cambiare. Lo vogliamo cambiare, forse magari non abbiamo la forza o non abbiamo la giusta carica, Pasquale. Manca la giusta carica, manca la forza, ma paradossalmente viviamo in un'epoca dove è naturale ribellarsi allo stato di cose presente. Cioè paradossalmente il capitalismo è più spietato, che domina questa nostra società, lo stiamo vivendo noi. Quindi la situazione è paradossale, c'è una crisi profonda, una povertà su tutte le stratificazioni sociali, però dall'altra parte manca la risposta, proprio perché mancano i partiti. Manca un partito che crea un blocco sociale, che crea un attacco, che crea un argine, come lo fu per esempio il Partito Comunista Italiano, di cui oggi manca un suo degno erede. Quindi noi giovani ci resta soltanto l'ultima via d'uscita, che è quella di organizzarci a livello civico, a livello di esperienze di volontariato, fare rete. Noi ci stiamo provando, facciamo iniziative con l'ANPI, lo facciamo iniziative anche a volte per esempio con i francescani, insomma cerchiamo di fare rete con tutti quei virtuosismi che nel territorio ci sono ma che non hanno uno scopo unitario. Una volta prendete la falce e il martello e adesso invece la cultura, che cosa, Pasquale? Oggi dobbiamo studiare perché ci mancano delle basi anche a volte culturali per affrontare i problemi politici. Perché senza cultura, diceva Che Guevara, siamo un popolo facile da manipolare. E ci sono troppe improvvisazioni anche dal punto di vista politico-amministrativo che dalle basi alla... Per fortuna c'è Papa Francesco, che è una voce importante in questo momento. Se lo dice un comunista, insomma, ci possiamo credere. Peppe, prima accennavi alla copertina del libro, volevo aprire un inciso. La vogliamo far rivedere, Pasquale, così mentre ne parli. Allora, la copertina del libro... Quello che naturalmente risalta più all'occhio è la faccia e il martello e il rosso della bandiera, insomma. Lì, allora, questa copertina ha una storia. Sì, perché giusto, ecco, va bene così. Nel 1954 un giornalista dell'Unità scese nelle viscere della miniera Giavolotta di Favara perché lì si asserragliarono ben 27 minatori perché chiedevano pane e lavoro. E questo giornalista, dopo che appunto fece il suo servizio e fortunatamente mise in prima pagina dell'Unità dell'ottobre, mi pare, del 1954, mia moglie ha praticamente riprodotto questa foto e Antonio Leotta, dopo che l'ha vista, ha voluto farla come copertina. Bene. Questo tuo libro sarà presentato a giorni? Allora sì, la presentazione sarà il 10 maggio al Castello di Chiaramonte, ci saranno dei relatori, Angela Galvano che è la presidente provinciale dell'Arci, Antonio Liotta che è appunto l'editore, ci sarà anche Simone Oggionni che è appunto l'autore della prefazione, del dirigente nazionale di Libero Uguale, oggi di Articolo 1,
e ci sarà anche Peppe Moscato a condurre la voce. E questo non lo dovevi dire. Bene. Come avete visto e come avete sentito, diciamo, anche se a volte abbiamo affrontato argomenti che sembrano distanti e slegati tra di loro, però siamo riusciti, bontà vostra, a trovare anche un filo logico di unione e di interesse. Il tempo passa inesorabile, siamo praticamente arrivati ai saluti, ma i saluti di Target non sono quelli tradizionali, lo dico ai miei ospiti, cioè sarebbe molto riduttivo dire vabbè, grazie Giuseppe, arrivederci, grazie ai telespettatori. No, dobbiamo farlo in maniera tradizionale, come vuole la rigida logica di Target, ovvero dovete darmi un pensiero, una battuta, una citazione, una frase, insomma un qualcosa che caratterizza naturalmente il vostro essere, il vostro lavoro e che sia positiva, perché noi il bicchiere, professor Agnello, lo vediamo sempre mezzo pieno. E questo forse ci aiuta di più ad andare avanti in mezzo a tutte le nostre difficoltà. Grazie della presenza e della partecipazione ad Annalisa Pompeo e vento in poppa con la sua Go Sicily. Annalisa. Grazie a voi per avermi ospitato. Io l'augurio che posso fare a me, a chi vive, diciamo, la nostra terra è quello di combattere, senza falce, senza martello però, dico non necessariamente, ma di combattere e di insistere. Se avete un sogno, se avete una passione, insistere prima di mollare la presa e cercare, diciamo, altre opportunità altrove. Come Deborah magari la vita poi ti porta ad andare altrove, però insomma se vogliamo restare, se abbiamo delle ragioni valide per restare, insistiamo, qualcosa di buono ne verrà. Ma poi la nostra casa è il mondo, dai, Esatto. è così piccolo. Grazie a Pasquale Cucchiara, presidente di Liberarci, e il suo libro in onore del libero pensatore del popolo. Peppe, io rinvito i miei concittadini soprattutto a partecipare alla manifestazione di domani per il 25 aprile. Domani 25 aprile. È una risposta al ministro della Malavita che verrà in Sicilia a parlare di liberazione della mafia proprio il 25 aprile. Quindi non cediamo a queste provocazioni e noi continuiamo appunto la nostra battaglia, perché la libertà è partecipazione. Grazie a Deborah Annolino e alla sua AD Communication. Allora, grazie a voi. Cosa dire? Il nostro slogan, il nostro motto è felici di comunicare, molto semplice ma credo anche molto diciamo immediato, ma non è questa, diciamo, la conclusione che vorrei, o quel segno che vorrei lasciare, è quello sono le parole di Steve Jobs: stay foolish, stay hungry, quindi siate affamati, siate folli, quel pizzico di follia che serve per poter realizzare un sogno, quindi penso che sia un messaggio positivo, quindi si può fare qualsiasi cosa se lo si vuole veramente. Grazie a Gaspar Agnello e agli amici di Leonardo Sciascia. Beh, io spero che il 2 maggio a Casa San Filippo vengano i giovani per conoscere quello che fanno questi amici di Leonardo Sciascia e per conoscere Leonardo Sciascia, scrittore, critico letterario, politico, soprattutto sociologo, che ha previsto e ha preconizzato i nostri tempi. Grazie della vostra presenza e partecipazione e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.